A Casteltermini Gioacchino Nicastro era ineleggibile perché ha ricoperto fino al 22 giugno del 2017 la carica di amministratore delegato di una società convenzionata con l'ASP di Agrigento. Una sentenza lo fa decadere sostituendolo con Filippo Pellitteri. Vediamo. Da oggi Filippo Pellitteri è il nuovo sindaco di Casteltermini, a dirlo una sentenza della Corte d'Appello di Palermo. Vi aspettavate questo risultato? Ci aspettavamo il risultato positivo in relazione all'appello, cioè ci aspettavamo che fosse accolto l'appello che avevamo proposto come liberi cittadini contro il signor Nicastro. Non ci aspettavamo la sostituzione di un sindaco con un altro. Credo sia la prima, comunque una delle prime volte che succede in Italia. Quali sono le motivazioni di questa sostituzione? Quindi Nicastro da oggi non è più sindaco e Filippo Pellitteri è primo cittadino di Casteltermini. Le motivazioni della sentenza sono quelle che abbiamo sostenuto sin dall'inizio, ovvero che il signor Nicastro, l'attuale sindaco di Casteltermini, ha ottenuto la vittoria a seguito delle elezioni dell'11 giugno del 2017 attraverso il ruolo che lui rivestiva, ruolo di amministratore delegato che rivestiva nella RSA da lui appunto gestita, e questo ruolo sostanzialmente gli ha attribuito delle agevolazioni a livello elettorale, in quanto gli ha consentito di ottenere maggiori favori, tra virgolette, elettorali, maggiori voti in funzione del fatto che della posizione rivestita all'interno di questa società, nella quale lui dirigeva a 360 gradi tutti gli aspetti della gestione appunto della società, e cioè fra i quali ovviamente bisogna ricomprendere innanzitutto le assunzioni, i licenziamenti, la contrattazione con gli enti pubblici, la rappresentanza legale in determinate materie di gestorie appunto dell'ente. Un cambio di vertice che arriva dopo 2 anni e con quanti voti di differenza? I voti di differenza sono stati 200, arriva dopo 2 anni e devo dire che è una sentenza abbastanza tempestiva da parte degli organi giudiziari, in quanto moltissime persone all'epoca dell'inizio di questa battaglia giudiziaria sostenevano che questa sentenza potesse arrivare dopo tanti anni, e quindi dopo, possibilmente a ridosso della fine del mandato. Quindi siamo molto soddisfatti, sono soddisfatto, siamo tutti ricorrenti, siamo molto soddisfatti di questa vittoria giudiziaria. Come sono stati questi 2 anni all'opposizione? Da dove deve ripartire Casteltermini? Quali sono le prime promesse, i primi obiettivi? Questi 2 anni di opposizione sono stati durissimi perché siamo stati osteggiati in ogni nostra proposta, in ogni iniziativa volta al bene comune della società. Devo dire che obiettivamente in alcuni casi la maggioranza ha aderito alle nostre proposte, ci ha anche supportato in determinate azioni politiche e amministrative che abbiamo svolto come opposizione nel Consiglio Comunale. Arriva adesso, dopo 2 anni, questa vittoria. Da adesso in poi i nostri obiettivi sono quelli di cercare di fermare lo stillicidio di giovani che hanno abbandonato Casteltermini per questioni di lavoro, per questioni di impossibilità di stare in un ambiente ben curato, in totale assenza di decoro pubblico, urbano, e cercare appunto di fare gli interessi della collettività, operando per quanto possibile dopo il disastro che è stato creato da questa amministrazione, operando appunto nell'interesse comune, per realizzare il bene comune, che è stata il nostro slogan elettorale del 2017. Quale sarà la squadra del nuovo sindaco? Su questo dobbiamo aspettare. Io ho già qualche idea, ho già alcuni nomi che sono quelli della squadra elettorale
del 2017, però ovviamente dobbiamo valutare attentamente con tutto il gruppo, con i consiglieri che ringrazio tantissimo per il supporto e per le capacità le capacità personali e politiche che hanno dimostrato di avere in Consiglio Comunale, insieme agli attivisti, perché anche loro hanno il loro peso nelle decisioni del gruppo, nelle mie decisioni in quanto componente appunto del gruppo, e immagino anche avranno un loro peso anche nelle decisioni che prenderemo come amministrazione, come parte esecutiva dell'amministrazione del Comune di Casteltermini. Una promessa per gli abitanti di Casteltermini dal nuovo sindaco? Beh, la promessa è semplice. D'ora in avanti si cercherà di fare il più possibile gli interessi dei cittadini piuttosto che gli interessi dei particolari, quindi verrà prima l'interesse collettivo comune della comunità castelterminese piuttosto che l'interesse particolare relativo al singolo intervento su una singola porzione del territorio o degli interessi che insistono nel territorio. Chi è Filippo Pellitteri? Raccontiamolo non solo agli abitanti di Casteltermini, ma se potresti definirti in un modo, se potresti raccontare quali sono i tuoi ideali. Allora, Filippo Pellitteri a Casteltermini è un ragazzo come tanti altri, lo è a Casteltermini, lo è ad Agrigento, lo è nei luoghi che ha vissuto e in cui è stato. Pellitteri è una persona molto disponibile ad oggi con tutti, una persona che ha molto a cuore gli interessi di tutti coloro che gli stanno attorno, come cittadini, come amici, come persone della comunità che gli sta appunto attorno. Filippo Pellitteri ha a cuore la sua comunità perché è il luogo in cui vive, perché è il luogo che lo ha fatto essere quello che è, per cui spero che questa notizia, questa sentenza, questa vittoria possa essere da un lato di giovamento alla comunità intera castelterminese, dall'altro possa rallegrare chi ha sostenuto me per le elezioni del 2017 e tutte le persone che sanno quali sono le mie doti di persona, di politico e di amministratore. Quando hai ricevuto la notizia, come hai reagito? Con chi l'hai condivisa? Mi tremavano le gambe, l'ho condivisa con la mia donna, che ringrazio per il supporto, per la pazienza e per tutto quello che mi dà ogni giorno. L'ho condivisa con mio padre, con i miei genitori, con la mia famiglia, con i miei amici, con i ragazzi del gruppo, con i nostri portavoce. L'ho condivisa con quante più persone possibili perché è davvero una festa quella di poter riappropriarsi di qualcosa che ritieni ti sia stato strappato via illegittimamente.